Terza corsa handicap per i 4 anni. Sui 2060 due avvantaggiati, mentre 2080 sono in 5, davanti uno Aloha Bay e Alex Dorial. A 2080 3 Anita Spritz, 4 Snaur Dei Rum, 5 Attalo, 6 Alissa Trio e 7 Americ Clemar. Cavalli che già si stanno avviando alla giravolta, quindi lasciamo la linea allo starter. Attaccato al 2, Mattera un po' più distante dal 3, Mattera un po' più distante, l'uno attaccato al 2, l'uno attaccato al 2, ok. Vede piano andate in alto, troppo in anticipo stai Mattera, piano, piano, lo vedi? Sei troppo in anticipo, guarda, piano, piano Mattera, piano, piano Mattera, su! Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. Veloce Alex Doria che prende il comando, ma velocissimo Gianvito D'Ambroso, coglie ottima partenza con Americ Clemar e passa dopo Numero 150 4, metri, Asnaur Dei Rum, dando una squalificato. svolta tattica importante alla corsa. Tra l'altro ha rotto ed è stato squalificato Asnaur Dei Rum. 15-2 i primi 200 metri con la fila di Nadal Shiba che prende già una decina di metri di vantaggio da Alex Dorial. Poi vediamo in terza posizione Attalo davanti alla compagna di scuderia Aloha Bay, poi Anita Spritz e in coda Alissa Trio. 400 in 33 con Americ Clemar in netto vantaggio, prosegue con le 3 lunghezze di vantaggio su Alex Dorial. 16-2 viene fuori, 46,5 per i primi 600 metri e Gianvito D'Ambroso prova la fuga a palo lontano con gli altri che cercano di avvicinarsi, ma il gap è ancora costante. Retta di là passata in 15,4 da Americ Clemar. Tanto Attalo mette il muso di fuori ad Alex Dorial ed esce all'esterno. Tanto siamo ormai a compimento del chilometro, che è passato dalla leva di Battista Congiu in 1,18,3. Secondo passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Americ Clemar, si avvicina Alex Dorial lungo la corda, all'esterno Attalo, la cui schiena è presa da Anita Spritz e lascia la corda anche Alissa Trio. 14,8 qui davanti alle tribune con Americ Clemar affiancata ora da Attalo. Seconda posizione alla corda sempre per Alex Dorial davanti a Aloha Bay, mentre Anita Spritz prosegue il treno esterno. Intanto la penultima curva viene passata in 14,9, retta di là con Americ Clemar che allunga ancora. Attalo ora a breve probabilmente potrà codarsi secondo, ma Alex Dorial cerca di reagire e tiene ancora la figura di dentro al figlio di Amigol. Retta di là in 14,6, poi vediamo spostare in terza ruota anche Anita Spritz. Siamo a 250 metri dalla conclusione con in vantaggio sempre la figlia di Nadal Shiba. Attacca Anita Spritz in terza ruota, Americ Clemar cerca ancora buon vantaggio, ultima curva passata in 15,1, retta d'arrivo, Americ Clemar che ha staccato ulteriormente. Americ Clemar viene a vincere con Gianvito D'Ambroso, mentre per il secondo posto Anita Spritz su Alissa Trio, finita bene a centropista. 29,3 chiudere, 14,2 la retta d'arrivo, bella vittoria per Americ Clemar con gran partenza ai nastri da parte di Gianvito D'Ambroso, che è sfilato in breve al comando e si è resa intangibile. Americ Clemar, Gianvito D'Ambroso, Battista Congiu, la scuderia Don Peppe per la femmina da Nadal Shiba e Charming Honey.